Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, per correttezza nei confronti degli spettatori, dell'ospite. Vi avverto insomma che la puntata è registrata. Siamo in compagnia di Daniela Lucchetta, che è la presidente della Fondazione Lucchetta Ota ad Angelo Rovatin. Siamo alla vigilia di un appuntamento, no, siamo alla vigilia di un anniversario molto triste, importante, molto triste. Importante. 30 anni già. 30 anni, sembra incredibile, passati in un attimo, ma penso che questo lo dicano un po' tutte le persone che arrivano alla mia età, cioè la vita corre in una maniera impressionante e 30 anni sono tanti. Io ne abbiamo già parlato e possiamo farlo, almeno per quanto mi riguarda, parlando di Marco, perché le altre persone che rimasero vittime con lui non le conoscevo, né conoscevo Rovatin, che purtroppo si è aggiunto a questo... Sì, 2 mesi dopo. 2 mesi dopo, no? È incredibile pensare quanto come posso dire, il ricordo di Marco sia ancora con tutti quanti noi. Ma io posso capirlo per quanto riguarda, per esempio, il Pinguino. Io appartengo a quella generazione che di sabato correva a casa da scuola un po' prima del solito, si arrabbiava se l'autobus partiva un pochettino più in ritardo, perché se no si perdeva la puntata del Pinguino. Però, per esempio, anche persone di età differenti, e che forse magari il Pinguino non lo vedevano con l'assiduità con cui lo vedevamo noi, è rimasto il ricordo di Marco. Ma Marco, sì, io ho spesso avuto la sensazione che Marco sia stato vissuto come qualcosa di Trieste, cioè qualche cosa che è stato strappato a Trieste in realtà, perché effettivamente era una persona a cui si voleva bene, cioè aveva delle dimostrazioni di affetto continue dalle persone, proprio anche quando andavamo in giro semplicemente per strada, le persone lo fermavano, avevano sempre un moto di simpatia verso di lui. Credo che sicuramente molto dipendesse anche dai suoi esordi qua a Tele4, perché bene o male sappiamo benissimo, insomma, quegli anni poi per me sono stati anni che ricordo con una leggerezza incredibile, perché si scherzava, si giocava, non veniva neanche preso tutto come un lavoro vero da parte di Marco, perché quella volta erano anche cose sperimentali, no? Non c'era la TV era di appena oggi. all'inizio, quindi io ero alle medie ancora. Sì, ma io certe volte guardo le puntate, insomma, qualche volta mi capita di riguardare le puntate del Pinguino e penso che veramente facevano una televisione che era all'avanguardia per quella volta, no? Quindi posso credere e capire perché a Trieste fosse diventata poi così popolare, no? C'era la candid camera, scherzi, personaggi. Il signor Rossi. C'era, mi ricordo. E quello era un aspetto di Marco che sicuramente lo ha reso molto caro alle persone, perché Marco era fondamentalmente molto ironico, molto. Sapeva ridere prima di tutto su se stesso, direi. Che è fondamentale. E infatti, e questo lo rendeva estremamente simpatico. E poi era una buona persona, cioè il seguito della sua vita lo dimostra, insomma, le scelte che ha fatto, sicuramente io l'ho visto cambiare in quegli anni, lui è diventato, fra virgolette, una persona seria, crescendo è diventato papà, cioè tante cose che ovviamente lo hanno cambiato. E poi entrare in contatto con la guerra è stato dirompente per lui. Sicuramente gli ultimi 2 anni non aveva più la leggerezza che aveva in quegli anni là, assolutamente. Era diventato, cioè era entrato in contatto con la sofferenza, con la violenza e stentava anche a capirla e a crederci. E poi, tra l'altro, credo che quello che sta succedendo adesso è ancora tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente, come dire, pone nuovamente determinati problemi all'attenzione dell'opinione pubblica, però, come dicevi tu, è difficile spiegare anche quello che sta succedendo. Cioè, da un lato non è difficile spiegare, da un lato sembra comunque incomprensibile. Sì, sembra lontano e sembra irreale, perché
Sembra veramente incredibile che possa succedere a pochi chilometri poi da noi tutto quanto, anche quella volta era vicinissima la guerra, no? Però non la si realizzava. Io penso che proprio la città l'abbia realizzata nel momento in cui è successo a Mostar quello che è successo. È stato il momento in cui è come se Trieste avesse ricevuto una sberla enorme, ma non solo Trieste, però, perché la percezione della guerra era anche a livello nazionale molto diversa. Io ricordo benissimo la frustrazione di Marco, che andava a fare le trasferte e poi mi telefonava dicendo: per piacere controlla se è andato in onda, perché magari c'era qualcosa di più importante che poteva essere anche una partita di calcio. Sì. E quindi la guerra in Bosnia passava in secondo piano, no? E la loro morte ha effettivamente risvegliato delle coscienze, io penso, e a livello locale sicuramente in maniera dirompente. L'idea della fondazione nacque immediatamente, se non ricordo nei male. Nei giorni immediatamente successivi, perché effettivamente noi avevamo saputo dell'esistenza di Zlatko, di questo bimbo di 4 anni che era rimasto sotto i loro corpi, e quindi insomma è venuta una cosa spontanea, è venuto così: facciamo qualcosa per questo bimbo, vediamo di cercare di completare quello che loro hanno cominciato, forse in maniera inconsapevole, proteggendolo con i loro corpi, no? E quindi abbiamo cercato di muoverci, abbiamo costituito un comitato proprio per cominciare a chiedere alle autorità bosniache di far uscire Zlatko e la sua famiglia da Mostar, e ci siamo riusciti in luglio, e da lì non ci siamo più fermati. Ma anche perché c'è stata una spinta delle persone che ci hanno chiesto questo. È stata incredibile la partecipazione di quei mesi. Io ho un ricordo di quei mesi a tratti molto confuso, perché è stato tutto estremamente concitato, traumatizzante poi, e a tratti invece ho dei flash, dei ricordi di persone che anche io non conoscevo, che però mi sono state vicino in qualche modo, mi hanno abbracciato, mi hanno detto una parola, mi hanno incoraggiato. Veramente sono cose che non si dimenticano. L'idea poi perché un conto è la fondazione, un conto è il premio. Ah sì, assolutamente, sono due cose staccate. Fra l'altro ci tengo a dire per l'ennesima volta, ma lo voglio sottolineare, che non un euro della fondazione va a finanziare il premio, perché non sarebbe veramente etico. Il premio è finanziato dalla regione. E sì, è stato istituito 10 anni dopo la loro morte, nel 2004, proprio per cercare di ricordarli in altro modo e per valorizzare il buon giornalismo, di cui si sente un gran bisogno. E comunque anche per dare spazio ai freelance, cioè alle persone che magari non hanno occasione. Perché tra l'altro è vero anche che ogni edizione del premio porta con sé anche una riflessione sulla nostra stessa professione anche. Assolutamente sì. Questo è un dato anche che accompagna ogni edizione. Sì, io devo dire che si incontrano persone veramente straordinarie, giornalisti che magari restano nell'ombra, perché poi in televisione siamo abituati a vedere sempre gli stessi, no? Sì. Questo per me è penalizzante tantissimo. Ci sono tantissime persone che lavorano magari senza neanche riconoscimento o sicurezza, no? Come invece bisognerebbe avere in determinate situazioni, guadagnano fra l'altro pochissimo. E però è giusto valorizzarle, è giusto dargli voce, e questo è il motivo anche per cui in questi ultimi anni abbiamo cercato così di valorizzare il premio, organizzando proprio dibattiti, panel si chiamano oggi, no? Sugli argomenti dei temi che sono stati proposti, sempre legati all'infanzia fra l'altro, che sono stati proposti dai vincitori e dai finalisti, no? Organizzando dei dibattiti proprio in presenza, perché è importante, sono testimonianze straordinarie che arrivano. Poi non dimentichiamo anche, chiedo scusa, sembrerebbe quasi un'entrata in contropiede, mi pare che questo è il mio, insomma, non vedo perché delle volte mi arrampico su questi termini che non conosco, ma insomma credo di conoscere. Voglio dire, i giornalisti poi, gli inviati di guerra, ma in certi casi nemmeno solo gli inviati di guerra, continuano anche a morire sul posto, e anche poi magari quando anche gli inviati, diciamo, di un certo tipo di cronaca. Quindi
voglio dire, non è, da quel punto di vista poco è cambiato rispetto a 30 anzi, anni fa. io credo che sia peggiorato, perché molte volte i giornalisti sono diventati dei bersagli per scuotere l'opinione pubblica. Qualche volta vengono anche rapiti, sequestrati, no? Per esercitare delle pressioni. No, io credo che la scritta press non protegga nessuno. No. Ci vuole molta preparazione, molta prudenza. Bisogna assolutamente fare dei corsi, preparare la gente che va a fare questo, e per questo il 28 gennaio faremo anche un dibattito organizzato proprio dall'Usigrai con la partecipazione di giornalisti sul ruolo degli inviati di guerra e sulla loro sicurezza. Lo fate dove? Al Miela. Ci è sembrato un modo più concreto di ricordare Marco, Dario e Sasha, veramente. Allora, ci sono anche i vincitori del premio Rotta Balcanica. Del premio Rotta Balcanica. Tra l'altro, anche questo è bello da sottolineare, il premio Rotta Balcanica nasce da un'idea del collega Ludovico Fontana, che ha lavorato alla RAI di Trieste fino a, credo, cosa sarà, 4-5 anni fa, forse anche meno. Forse anche meno. E l'ha suggerito lui questa idea. L'ha suggerita, la proposta, e l'ha portata avanti, aprendo una sottoscrizione fra i colleghi. È stato veramente molto determinato. Prima di andare via ci ha chiesto di aprire una sezione del premio Lucchetta dedicato proprio alla rotta balcanica. Noi abbiamo accolto con grandissimo piacere questa idea, perché al di là del fatto che è un arricchimento per il premio in se stesso, ma poi è un problema che è giusto che venga posto all'attenzione delle persone, soprattutto delle persone poi di questa terra, perché noi la viviamo veramente sulla nostra pelle, la rotta balcanica. Basta andare in Piazza Libertà per capire cos'è. In Piazza Libertà si dovrebbe capire anche altro, ma insomma, come diceva il barman di Irma la Dolce, questa è un'altra storia. Sì. Possiamo dire i nomi dei finalisti, no? Sì. Allora, per la sezione stampa ha vinto Linda Caglioni di Altra Economia, che ha raccolto la testimonianza di un padre marocchino che ha perso il figlio lungo la rotta balcanica nel maggio del 2020. E anche qui, delle volte, come dire, si pensa, chissà perché, che la rotta balcanica sia sicura. No? Cioè, non so perché. No? Però si dice invece succedono queste cose anche nella rotta balcanica, non solo quando si arriva con quelli che noi chiamiamo gommoni, ma sono quei territori è stata per anni, poi quando veramente è un terno al lotto, no? E poi invece Giulia Bosetti ed Eleonora Tundo di Presa Diretta Rai 3 hanno vinto per quanto riguarda la sezione immagini, e hanno realizzato un viaggio inchiesta al confine tra Bosnia e Croazia per vedere come funzionano le tecnologie per il controllo delle frontiere finanziate dall'Unione Europea. Di questa sezione mi fa piacere sottolineare soltanto che tra i finalisti c'era ancora, in collaborazione con Linda Caglioni, anche Simone Modugno, che ha realizzato un servizio per Rai News 24, e Simone Modugno è un ragazzo giovanissimo, penso che abbia meno di 30 anni, che ha lavorato anche a Trieste, noi lo vedevamo molto spesso nelle conferenze stampa, eccetera, e che da qualche anno a questa parte, credo sia, mi pare per l'ANSA o non so per chi, forse un freelance anche lui, eccetera, insomma mi fa molto piacere. Io gli invidio anche i capelli perché ne ha tantissimi, invece qua... Ma d'altra parte l'età conta, eh? L'età appunto, lui avrà tutto il tempo di perderli, infatti. Però sono molto contento perché insomma è bello anche riconoscere questo, no? Come dicevi tu, colleghi che magari non appaiono, lavorano in... come dire, andare a cercarli. Sì, e devo dire che noi abbiamo la soddisfazione nel premio di ricevere lavori anche da giornalisti invece molto quotati, anche esteri, no? Perché effettivamente è diventato un premio internazionale, e quindi possiamo veramente valutare, insomma non io perché lo fa la giuria, questo è ovvio, no? Però si possono valutare lavori veramente di livelli diversi, no? È chiaro che chi parte con una televisione alle spalle o un grande giornale è avvantaggiato, no? E di questo bisogna anche tener conto. Sì.
Poi c'è anche un altro problema, ma quello è un problema semmai da discutere con chi si occupa di giornali, eccetera. È anche vero che la grande inchiesta giornalistica, quella di carta stampata, per tutta una serie di ragioni, non esiste più, no? Non ci sono più i grandi reportage che non vengono... Beh, sta cambiando un po' tutta l'informazione, sì. Il mondo dell'informazione effettivamente, però anche per questo è molto difficile destreggiarsi. Ah, certo. E quindi io credo che uno dei valori del premio sia anche quello, cioè portare proprio a parlare la gente con le persone che sono direttamente interessate, no? Che c'è la possibilità di incontrare queste persone, di ascoltarle dal vivo e di fare delle domande, quindi effettivamente è un valore aggiunto. È un'attività, la vostra, che appunto riconosce anche come sta cambiando il nostro mestiere, insomma, ed è un mestiere che cambia, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Io probabilmente non mi riconoscerei 10 anni fa, per certe, figuriamoci 30 o 40, quando, no, io ho incominciato nel 91, no, adesso un po', 40 è la maturità, insomma, andiamoci piano. Sì, sì, ma è cambiato il mondo, i cellulari. Sì. Io mi ricordo la prima telefonata di Marco con un cellulare che mi chiamava dall'autostrada, guidando fra l'altro, indovina dove sono e ti chiamo. Dico, dove? In macchina. Oh Madonna. E infatti ha perso lo svincolo. È andato, non so fin dove è arrivato a casa un sacco in ritardo. Sarà stato probabilmente un telefono sì, pesantissimo. Quelle cose enormi, quelle cose... Però è cambiato il mondo. Sì. È cambiato il mondo. E anche lì bisogna che ci sia tanto la professionalità che garantisca che, perché insomma non è detto che basta avere un cellulare per essere in grado di fare un reportage, eccetera, anzi quello è il pericolo. Quello è il pericolo perché lo fanno tutti. Perché lo fanno tutti. Infatti, quindi, come se diventati tutti grandi fotografi, no? In realtà... sappiamo io bene neanche col cellulare riesco a fare belle foto proprio. Invece poi, no, mi stavo anche dimenticando, perché c'è anche il premio Fondazione che viene consegnato sempre in questi... Noi abbiamo 2 giornate, no? Dedicheremo a questo avvenimento, il 27 e il 28 gennaio. Il 28 sarà dedicato più al ricordo e a questo dibattito sugli inviati, no? E trasmetteremo anche comunque spezzoni di un filmato che è stato realizzato dalla sede Rai regionale qua di Trieste, sui 30 anni da Mostar, e quindi avremo dei dibattiti e altre cose. Invece il 27 è dedicato tutto alla rotta balcanica, quindi ci saranno, e non solo, avremo anche l'intervento dell'associazione che tutela i minori non accompagnati, no? E trasmetteremo quindi anche sia il film di Andrea Segre, e poi la persona che verrà premiata col premio della Fondazione Lucchetta, no? Trieste Bella di Notte. E quindi insomma verrà premiato quel giorno. E poi proietteremo anche un film, The Mind Game. Diciamo che sabato pomeriggio a partire dalle 16 e anche domenica sempre alle 16, fatto salvo che magari gli orari potrebbero cambiare, perché insomma... No, alle 16 sarà... rimane e sempre al Miele. Ci sono dei luoghi, mettiamola così, che sono anche casa e della fondazione e del premio, no? Perché la fondazione ha la casa sua non mi ricordo, in via Valussi, però per esempio il Politeama Rossetti è stato per un certo il Miela è anche il luogo dove, se non mi sbaglio anche, ma questo vado veramente a memoria, anche l'atrio del Palazzo della Regione, per qualche... Piazza Unità, sì. Quindi voglio dire, è proprio, è qualche cosa di cui la città va fiera, insomma, no? Anche. Ma sì, io questo lo percepisco, insomma, a me sembra che le persone ci vogliano bene, sinceramente. Siamo sul territorio da tanti anni si fanno anche tante cose nel sociale, no? Questo sicuramente ci ha fatto entrare in contatto con moltissime persone. Durante il Covid poi c'è stata una richiesta di aiuto veramente tanto, tanto forte, no? Ci sono state persone che proprio venivano da noi per avere un po' di spesa, per vestirsi. Perché poi dopo una realtà come la vostra deve anche essere in grado di
modificarsi in corso d'opera, immagino. Assolutamente, assolutamente. Infatti diciamo che la fondazione è in divenire, non è che si può fermare, sì. Cambia un po' con quello che è il tempo e le esigenze del tempo. Io penso sempre che deve stare dove c'è bisogno di lei, in assoluto. La fondazione e il premio sono due cose separate, no? Però è anche vero, e lo abbiamo appena detto, ma volevo sottolineare un po' anche questo, è anche vero che entrambi sottolineano i cambiamenti, no? Perché nel corso di questi anni c'è stato un cambiamento per quanto riguarda il mondo del giornalismo, ormai insomma abbiamo detto, ma anche per quanto riguarda il mondo del volontariato, il mondo di chi si mette in discussione per aiutare sì. La gente. In alcuni casi, specialmente per quanto riguarda un certo tipo di volontariato, ciò ha comportato anche un carico burocratico che forse era impensabile qualche anno fa, perché questo è un paese dove ogni giorno si dice faremo in modo che la burocrazia scompaia. Basta andare in una farmacia e rendersi conto di che cosa significa la burocrazia, perché devono far passare il codice a barre 3 o 4 volte. È una roba che io non riesco veramente a venirne fuori. Da questo punto di vista il lavoro della Fondazione come è stato in questi 30 anni? Col mondo del volontariato dici, noi abbiamo avuto anche lì una grande risposta da parte delle persone. Devo dire che certe cose non saremmo mai riusciti a farle senza i volontari, sia l'assistenza dei bambini, e posso solo pensare agli accompagnatori, quanto ci hanno dato del loro tempo, del loro spazio, no? Portando su e giù questi bambini anche per l'Italia. Anche il centro di raccolta è uno dei posti dove si concentrano moltissimi volontari, non saremmo assolutamente in grado di gestirlo altrimenti. E quindi io devo dire che sì, dal punto di vista burocratico c'è sempre tanto da fare, abbiamo un ufficio che in effetti lavora anche a tempo pieno e a pieno ritmo. Sì, perché no? Sì, io li sento anche moltissimo brontolare su quelli che sono i vari... il terzo settore non è aiutato, ecco, in questo senso, se ti riferivi alla burocrazia e a tutto il resto, no? Bisogna anche stare attenti a fare i passi giusti, perché poi è molto facile essere additati, no? Ci abbiamo verso la conclusione, mi interessava chiedere anche a te una cosa, cioè la città è una città, e del resto è venuto fuori, però chiudiamo tornando a parlare. La città è una città molto strana, perché è una città che si propone in maniera burbera, in maniera piuttosto fredda, scorbutica, anche fredda, eccetera. Poi, se la conosci un pochettino meglio, se frequenti un pochettino meglio le persone, eccetera, viene fuori che il triestino è una persona molto generosa, non lo fa sapere in giro, però anche nei momenti difficili aiuta. È difficile è una corazza la nostra, probabilmente difficile da scalfire, ce la siamo costruita negli anni probabilmente per tutta una serie di ragioni, però giova sottolineare alla fine questo, no? Si è vicini alle associazioni che aiutano. Sì. Alcuni anche mi dicono basta aiutare, poi dopo scegli tu chi vuoi aiutare piuttosto che... Però è una città che da questo punto di vista è generosa. Non lo dice, non lo racconta. Sì, non ostenta. No, perché ecco, poi è una città che effettivamente è chiusa, non è facile entrare. No, non è facile. Non è facile. Io sono meridionale. Devo dire che sono arrivata qua che ero piccolina, sono cresciuta qui, quindi effettivamente ormai il mio cuore sta qua in buona parte, e un pezzo però è rimasto giù. Io ho fatto una certa fatica per certi aspetti, perché continuando a frequentare il sud Italia, perché ho mantenuto un legame fortissimo anche con la Sicilia, e vedevo la differenza, sentivo la differenza, tangibile proprio, no? E giù c'è un modo diverso di partecipare. Sì. Qui le persone sembrano veramente molto chiuse, molto indifferenti. Poi in realtà sulle cose che riguardano la città, proprio ecco, la Fondazione ne è un esempio, no? La figura di Marco è un esempio, cioè come dicevo prima, qualcosa della città, no?
Allora i triestini veramente sanno dare il meglio di sé e lo fanno con discrezione, cosa che per esempio al sud non c'è, onestamente. C'è altro, ma non c'è la discrezione. Chissà che non sia anche giusto farlo così, insomma, continuare a farlo in questo modo. Penso che bisogna accettare il pro e il contro, infatti penso che tutte e due le realtà siano. Io sono vissuta un po' spaccata in questo senso, no? Sentendomi un po' mai completamente a casa da nessuna delle due parti, però sempre a casa da tutte e due le parti nello stesso tempo. Allora io ringrazio Daniela Lucchetta per essere stata con noi, buon lavoro, ricordatevi i 2 appuntamenti del 27 e del 28 gennaio, ma insomma da qui a quelle date continueremo probabilmente a ricordarveli. Sì, è da dire che l'ingresso è libero ovviamente, chiunque può venire, io spero di vedere tante persone. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci vediamo con Trieste in diretta domani.